Allora, nella politica ogni tanto succede che l'assessore Pinco Palla, il ministro Pinco Pallino, il sindaco dica, sto parlando in generale, dica mi dimetto e magari sparisce dai radar per qualche giorno, no? È una cosa che si fa quando soprattutto magari c'è qualche rospo da inghiottire e allora magari un rappresentante politico prima di accettare oppure per fare pressione diciamo al resto della maggioranza magari valuta anche seriamente se dimettersi. Quindi c'è questa voce che sta girando che non è confermata delle dimissioni del segretario della Lega Gaetano Doria, anche se c'è che tutti quanti da esponenti più autorevoli a, diciamo, a figure di secondo piano della Lega, tutti quanti, chi ci ha risposto, perché tanti addirittura non ci hanno risposto, e non vogliono esporsi, quindi c'è una situazione di disagio. Che ci sia una situazione di disagio all'interno della Lega lo sappiamo da un pezzo, per correttezza verso chi si è confidato con lo scritto non sto a dirvi chi, come, quando, ma in sostanza non sono assolutamente d'accordo con la politica diciamo del sindaco Mauro Armelao in tutte le sfaccettature, in quasi tutte le sfaccettature. Non vado nel particolare, ma eventualmente mi rivolgo direttamente al segretario della Lega Gaetano Doria, ma anche ai consiglieri comunali della Lega. Cari ragazzi, questo sindaco è il peggior sindaco in assoluto che questa città abbia mai avuto. Non è, oltre ad essere un incapace amministrativo, è una persona che intanto come centrodestra non avrebbe mai dovuto prendersi in maggioranza quei soggetti là, energia cinica, che sono degli ipocriti in una maniera proprio che veramente campioni mondiali di ipocrisia. Una di queste è l'assessore ai lavori pubblici, come si chiama? Maria Rosa Chio, di cui al nipotino professionista gli è stato dato un incarico diretto da 45.000 euro, è legale perché si può fare, ma è sicuramente da un punto di vista etico non ci sta assolutamente, quindi o il nipotino non doveva avere quell'incarico o lei non doveva fare l'assessore, tanto per dirne una. Vorrei ricordare che la stessa Maria Rosa poco tempo prima veniva con i cartelli che quell'amministrazione eccetera eccetera, quindi cose che avevamo già detto, ecco. Quindi cari amici della Lega, andare avanti, a portare avanti questo sindaco che sta distruggendo la città, ogni giorno ne veniamo a sapere una di nuova, ogni giorno, una o più di una. Credo che nello stesso servizio di oggi interverrà la Michela perché ne è venuta a sapere un'altra, ma lascio che vi dica lei la primizia per modo di dire. Quindi questa situazione è veramente improcrastinabile, più andate avanti, più infognate la città e in più vi infognate voi stessi, perché come con che faccia andrete a chiedere i voti alla cittadinanza, a chi darete la colpa? Al Matteo Penzo? Agli Estrali, alla Schlein, non so chi darete la colpa, veramente io non so come farete ad andare a chiedere i voti, veramente non so. Comunque al di là di questo aspetto politico che forse a qualcuno di voi non interessa, magari dice beh tanto faccio questo mandato poi chi si è visto, però resta il fatto che la città è allo sbando per tutto quanto. Quindi staremo tornando alla notizia che non è ufficiale almeno, e sembra che ci siano dei forti mal di pancia e quindi ricordo un attimo che all'interno del direttivo della Lega si sono dimessi quasi tutti. Cioè il primo a togliersi è stato il Fabio Nostro, presidente Ater provinciale della Lega, si è dimesso perché non era d'accordo con le cagate che fa il sindaco Mauro Armelao, cioè tanto per essere chiaro. Quindi, e tra l'altro invece di usarlo come risorsa, come ha fatto Dolo, che ha fatto una convenzione e sono riusciti a ristrutturare un certo numero di appartamenti, mi sembra 12, e quindi a rispondere all'emergenza casa in parte, e questo qua invece di usare le risorse che ha dello stesso partito, quindi siamo veramente in un mare di...
Oggi siamo stati presenti a un incontro con la consigliera comunale Barbara Penzo, Partito Democratico, e con la consigliera regionale Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, in un luogo forse inusuale per le comunicazioni quali oggi sono state diffuse, un baccaro in Rivavena. Comunicazioni che oggi sono state date alla stampa, ma di una gravità tale da necessitare di interrogazioni nelle aule istituzionali, quali saranno presentate a breve. Sono poche informazioni, pillole ma pesanti, hanno esordito le due consigliere. Il rischio per il quale si sono creati i presupposti è che l'Università di Padova, che qui ha la sede per il Dipartimento di Biologia Marina, possa lasciare Chioggia, una specializzazione che non potrebbe trovare una città più adatta. Palazzo Grassi, dove si trova la sede dell'Università e del Museo di Zoologia Marina, ha necessità di interventi di efficientamento dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento e di altri interventi per la ristrutturazione dell'immobile per rispettare i parametri adeguati ai fini della sicurezza per la tutela degli studenti universitari che la frequentano. L'università si è rivolta in più tempi all'amministrazione comunale proprietaria del palazzo, ma non ha mai ottenuto riscontro, neppure proponendo di fare a proprie spese gli interventi di adeguamento necessario. A dicembre del 2022 è scaduta la convenzione con l'Università Patavina, partita nel 2001. Nel frattempo il comune di Chioggia non si fa trovare. Spariti, ha detto la rettrice dell'università, che alle due consigliere ha mostrato la corrispondenza epistolare tenuta con il sindaco e con altri esponenti della giunta, per sottolineare la veridicità di ciò che stava affermando. Il comune di Chioggia non ha mai risposto alle mail dell'università, una cosa che non sta né in cielo né in terra, ha affermato la Baldin. Una cosa inaccettabile che un sindaco, il sindaco di Chioggia, rifiuti un confronto con l'Università di Padova. L'Università di Padova a Chioggia è motivo di vanto, di orgoglio, un volano per l'economia della città, ed è pensando a un suo potenziamento che le due consigliere si sono recate a Padova qualche giorno fa per sentire se ci fosse la possibilità di ampliare l'offerta universitaria proposta a Chioggia, ipotizzando l'acquisizione del convento di Santa Caterina. Le consigliere sono così venute a sapere che l'Università di Padova aveva presentato una lettera di intenti con la volontà di ragionare sullo sviluppo di un progetto di ampliamento. Anche questa è rimasta senza risposta. Si arriva ad oggi con l'università che sta cercando un'alternativa, in quanto a Palazzo Grassi manca riscaldamento, come il raffreddamento durante l'estate appena trascorsa, e gli studenti non possono passare un inverno al freddo. Davanti alla rettrice che elencava le problematiche legate alla mancanza di risposte dall'amministrazione clodiense, le due consigliere si sono sentite in profondo imbarazzo per la figura che stava facendo Chioggia a causa delle mancanze dell'amministrazione. Noi investiremo altrove, sono state le parole della rettrice, sottolineando una decisione presa forse in via definitiva, chiedendo se ci fosse qualche altro progetto su Palazzo Grassi, dato che non ci sarebbero altre motivazioni per il disinteresse dimostrato per le offerte presentate dall'università. Il rischio è che la sede universitaria chiuda, i 90 studenti vengano trasferiti, che chiuda il Museo di Zoologia Marina, il suo contenuto portato altrove, Olivia inclusa. Troppo grande è il rischio che i reperti qui conservati vadano persi a causa delle temperature. La scorsa estate, per mantenere un range adeguato, sono stati portati al museo più condizionatori da riservare al piano dei reperti, chiudendo alle visite la struttura. Non è possibile procrastinare tale situazione anche per l'inverno. L'uscita dell'Università di Padova da Palazzo Grassi sarebbe un danno per tutta la città, ha concluso la Baldin, ricordando che in questo progetto il comune ha investito denaro a suo tempo per la realizzazione dei laboratori all'isola di San Domenico. Barbara Penzo ha ricordato che Chioggia continua ad essere tra le 10 finaliste alla Capitale della Cultura 2024. Il disinteresse che si sta dimostrando per l'università non rende onore agli sforzi fatti per il piazzamento. Il dubbio che resta è che ci sia qualche altro progetto non condiviso né col Consiglio Comunale, ma tanto meno con la popolazione, di cui però si dovrebbe essere informati. Il fatto che alle mail dell'università non abbia risposto né il sindaco, ma neppure gli assessori con cui le mail sono state condivise, fanno supporre che un'idea condivisa ci sia, tale da far percepire nelle parole della rettrice la volontà di andarsene da Chioggia e non tornarvi più. Ci chiediamo, e passiamo la domanda al sindaco Ormelao, che progetti ci sono per Palazzo Grassi una volta che l'università se ne sarà andata, e che progetti ci sono per l'ex convento di Santa Caterina una volta che si sarà persa la convenzione con l'Università di Padova e diventerà economicamente irrealizzabile qualsiasi ipotesi di sviluppo a livello comunale. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02.
di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Le unità cinofile del nucleo regionale del Veneto hanno svolto un importante addestramento presso il centro minerario di Valle Imperina a Rivamonte Agordino, Belluno. Durante le esercitazioni, i 3 conduttori con i rispettivi cani Tea, Michelle e Ariel si sono messi alla prova all'interno delle miniere in un ambiente particolarmente ostile e impegnativo. Il buio totale e le correnti d'aria presenti all'interno del sito minerario hanno reso l'addestramento ideale per migliorare l'orientamento e le capacità sensoriali dei cani, ampliando così la loro esperienza operativa in situazioni difficili. Questo tipo di esercitazione è fondamentale per preparare al meglio le unità cinofile ad affrontare missioni in condizioni estreme, come quelle necessarie durante le operazioni di ricerca e salvataggio in ambienti naturali o in situazioni di calamità. L'esperienza mineraria di Valle Imperina ha rappresentato un test essenziale non solo per i cani, ma anche per i conduttori, che hanno avuto l'opportunità di affinare le proprie abilità di coordinamento e la collaborazione con animali in contesti complessi. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Domani, domenica 6 ottobre, tutti in centro storico a Chioggia, in Corso del Popolo, dove si svolgerà la Festa dello Sport 2024, un'occasione per le varie associazioni sportive del territorio per farsi conoscere, ambienti dove si allena il corpo e si tiene viva la socialità. Una giornata che l'amministrazione definisce importante. Lo sport, ha affermato il sindaco, è una priorità. Lo afferma ricordando il master plan della cittadella allo sport. Gli inviti sono giunti a una parte delle associazioni sportive del territorio. Chi non lo aveva ricevuto avrebbe potuto comunque aderire. La festa dello sport cade in concomitanza con la domenica ecologica di ottobre prevista dalla Regione Veneto. La viabilità sarà quindi interdetta in tutto il Corso del Popolo dal Duomo a Vigo, con divieto di sosta ed eventuale rimozione del mezzo, soppressione degli stalli a pagamento. Il corso si colorerà dei gazebo delle associazioni sportive che avranno aderito all'iniziativa. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul super bonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il super bonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.